Il presidente giovane come prima uscita pubblica tra i giovani. A Job Orienta, la fiera dell'orientamento e della formazione, Alberto Stefani ha sottolineato come il futuro dei ragazzi sia tra le priorità del suo programma. Quello dell'orientamento, che è una fase strategica della vita di ciascun studente, di ciascuna persona, è fondamentale integrare l'orientamento con l'analisi del mercato del lavoro. Proprio per questo noi avevamo lanciato un'idea che è quella di bussola lavoro, un'idea che faccia appunto delle analisi predittive nel mercato del lavoro e possa permettere a un ragazzo o una ragazza di poter scegliere il proprio percorso di vita, il proprio percorso lavorativo, tenendo conto delle esigenze del mercato. Sappiamo che entro il 2030 in Veneto mancheranno oltre 280.000 lavoratori qualificati, abbiamo un'esigenza anche di lavoratori specializzati, ovviamente con dei percorsi anche universitari, e proprio per questo è fondamentale che un ragazzo, quando si appresta a fare questa scelta, sia pienamente consapevole di quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro. Quanto alla giunta, Stefani ha affermato che punterà alla qualità delle persone senza trascurare la territorialità e il genere nella composizione. Sarà una giunta di qualità, persone che vengono dal mondo dell'amministrazione locale, che quindi abbiano conosciuto cosa significa prendersi e assumersi delle responsabilità, persone che conoscono il tema di riferimento e che quindi se affrontano un tema lo affrontano con competenza ed esperienza nel settore, e soprattutto persone che risponderanno al territorio, risponderanno nel loro ambito di riferimento. Dobbiamo costruire una giunta di qualità per dare risposte ai cittadini del Veneto e soprattutto a guardare al Veneto dei prossimi 20 anni. Sull'ipotesi avanzata dal ministro della Difesa Guido Crosetto del ritorno alla leva obbligatoria, rilancia con un'altra proposta. Siamo su questo esposti in maniera molto chiara, e visto che siamo in Regione Veneto, credo sia più opportuno per i cittadini e per i ragazzi del Veneto lanciare delle iniziative in collaborazione con le associazioni locali. Tra queste abbiamo lanciato Servizio Veneto, che non è un servizio militare, ma è un servizio ovviamente messo a disposizione dei ragazzi con le associazioni locali, con la protezione civile. Credo che prima di tutto un ragazzo debba conoscere la protezione civile, conoscere come si difende il proprio territorio, conoscere delle realtà fondamentali del proprio territorio e mettersi a disposizione delle associazioni del nostro territorio. E vorrei dire che per qualcuno che commette delle inciviltà o commette degli atti di bullismo, commette violenza, purtroppo sono all'ordine del giorno anche in giovanissima età, questi campus potrebbero anche diventare obbligatori, imparare il senso del dovere, il dovere civico, e mettersi a disposizione magari di chi è più fragile, perché tra queste associazioni ci sono anche associazioni che si occupano di anziani fragili, di persone in difficoltà o magari di soggetti con disabilità anche grave. Forse farebbe bene a qualcuno. E c'è spazio anche per un commento su Zaia, candidato a sindaco di Venezia. Penso che sia sicuramente una delle possibilità, poi penso ne abbia anche molte altre. Io ovviamente sarò felice se deciderà di rimanere in regione, perché insomma lo posso anche dire, gliel'ho chiesto anche un po' di rimanere, no? E mi farà piacere soprattutto perché ha scritto una pagina straordinaria, anzi 15 anni di pagine straordinarie di questa regione, e mi piacerà, qualsiasi sia il ruolo che deciderà di avere in regione o altrove,